Anche quest'anno sarà Piazza De Gasperi il cuore della manifestazione del Padova Pride, un lungo pomeriggio di dibattito sui diritti civili e di festa che culminerà con il corteo. Dalle 14 sul palco gli interventi delle associazioni e dei politici, poi alle 16 la manifestazione attraverserà le strade del centro. Lo slogan di quest'anno è "Il Pride ridisegna la città", riprendendola dal tram che ridisegna la città, perché noi vogliamo davvero ridisegnare la città, vogliamo una città a misura di qualsiasi persona. Vogliamo una città che sia accogliente, una città con degli spazi sociali, senza zone rosse, senza discriminazione, una città in cui chiunque abbia la possibilità di attraversarla. In prima fila sfileranno le mamme arcobaleno che proprio la scorsa settimana hanno ottenuto dalla Corte Costituzionale il riconoscimento dell'iscrizione all'anagrafe del doppio cognome anche della mamma intenzionale per i loro figli e le loro figlie. Le identità sono tantissime e meritano di trovare uno spazio pubblico che consenta di potersi esprimere. Dal 2018 le battaglie che ci caratterizzano sono aumentate in parte e in parte sono le stesse. Questo ci dice due cose. Da un lato che diventiamo sempre più persone consapevoli di noi stessi, dall'altro lato che la situazione non cambia, per cui c'è bisogno di scendere in piazza sempre di più e sempre più spesso.